Il 3% di vongole veraci su scala nazionale, ovvero il 7% del prodotto pescato in Veneto, è finito sulle tavole, mischiato ad altre vongole allevate correttamente ma senza avere una corretta documentazione e magari dopo essere state pescate in acque torbide, tipo la laguna di fronte al petrolchimico di Porto Marghera. La Guardia di Finanza ha impiegato 2 anni per risalire ad un'organizzazione che attuava insieme 2 diversi canali di commercializzazione di vongole veraci. La testa è in Veneto, fra la laguna veneziana e quella polesana, ma ramificazioni in Emilia-Romagna, Lazio e Sicilia. Il fatto che abbiamo trovato anche delle attrezzature, delle armi, dei mezzi che vengono utilizzati contemporaneamente da tutti ci darebbe la prova quasi certa che si tratta di una vera e propria organizzazione. Complessivamente 162 indagati, di cui 7 sono finiti in carcere, 17 domiciliari e 16 con l'obbligo di dimora. Ben 29 le aziende ittiche sanzionate. Sono state sequestrate 16 imbarcazioni, un casone e 3 aziende. Sono grandi imprese, non singoli pescatori, quindi questa è la grossa novità. Relativamente grandi, sono degli operatori significativi del settore, non piccolissime realtà e quindi con questo evidenziavano una maggiore pericolosità proprio perché erano in grado di smerciare grossi quantitativi all'interno dei quali poter quindi riciclare anche il prodotto di provenienza illecita. A Cavallino Treporti una ditta raccoglieva il prodotto pescato illegalmente in laguna. Alcuni collettori intermediavano con i pescatori le vongole ed offrivano la falsa documentazione. C'erano poi i pali, cioè chi avrebbe dovuto accorgersi e segnalare i movimenti della Guardia di Finanza. Io direi che il danno maggiore è quello che riguarda la laguna, perché con sistemi di pesca meccanici di vario tipo la laguna viene sostanzialmente dragata con tutti gli effetti che ne conseguono in termini di alterazione dell'ecosistema. Altro aspetto, sulle tavole possono essere arrivati prodotti leciti e prodotti meno leciti mischiati. Esattamente, sì, perché poi questi prodotti venivano concentrati all'interno di queste società che curano la distribuzione, che commercializzavano anche prodotto lecito.